A Favara Farm Cultural Park, il Festival internazionale del cortometraggio, dal 17 al 20 agosto. L'intervista al direttore artistico Marco Gallo. A Favara Farm Cultural Park, dal 17 al 20 agosto, il Festival internazionale dei cortometraggi. Il direttore artistico della manifestazione, l'autore e regista agrigentino Marco Gallo. È una seconda edizione questa del festival, del Farm Film Festival, cresciuta parecchio perché quest'anno sono arrivati 440 cortometraggi da tutto il mondo, sono 51 paesi, quindi sono 4 serate di cinema all'aperto. Io lo chiamo il nostro piccolo nuovo cinema paradiso, perché comunque un cinema all'aperto qui da noi con un festival internazionale non si vedeva da parecchio tempo, forse non si è mai visto. E questo festival è nato per ridare ad Agrigento, ma anche alla provincia, un festival che appunto manca da tanti anni, quindi non si è quasi smesso di parlare di cinema, si è quasi smesso di divulgare il cinema italiano, ma anche quello internazionale e soprattutto indipendente. Quindi io sono molto contento, curioso e non vedo l'ora che cominci, perché ci sono dei lavori che sono straordinari. Si tratta di 4 serate di proiezione, si tratta di un festival internazionale, pertanto i partecipanti saranno non solo italiani e soprattutto quante proiezioni al giorno, mediamente? Mediamente saranno 10 proiezioni perché sono cortometraggi, quindi ci sono storie che durano 2 minuti e altre che ne durano fino a un massimo di 20, quindi 10 corti a sera che parlano di tantissime tematiche, tra le tematiche più importanti, quelle sociali, quelle umane, urbanistiche, c'è veramente un po' di tutto e sono soprattutto stranieri perché 51 paesi in tutto il mondo, parliamo di 5 continenti, quindi ci sono cortometraggi provenienti dall'Australia, Russia, anche dalla Nigeria, dall'Africa, Sud America, insomma, e questa è una delle parti più belle perché c'è un confronto tra tantissimi tipi di linguaggi, stili e registi. Al termine della manifestazione sarà scelto un vincitore? Sarà al lavoro una giuria che valuterà i lavori singolarmente e poi ne sceglierà alcuni dei migliori? Assolutamente c'è una giuria di 5 persone qualificate perché parliamo di registi della RAI, parliamo di dei candidati Nastri d'Argento come Leandro Picarella, Gero Miccichè, Giulio Reale, e poi c'è il premio della Farm che è di 1.000 euro per il miglior cortometraggio. Sono 7 le categorie per i cortometraggi, quindi ci saranno sicuramente 7 premi e poi per ogni categoria ci sarà il premio come miglior regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio e colonna sonora, quindi attore e attrice. E quindi sì, ci saranno dei premi sicuramente per questi 45 finalisti su 440.